il libro bianco sulla pedemontana veneta, e questo la presentazione del libro che oggi la Confartigianato del Veneto ha fatto, soprattutto per spiegare quali saranno gli impatti futuri e gli scenari socio-economici che un'opera di questo genere porterà nella direttrice tra Treviso e Vicenza, che collegherà però il Veneto anche al Veronese, quindi a tutta la Lombardia e all'Emilia Romagna, e dall'altro lato verso il Trentino Alto Adige, la Germania e quindi i mercati esteri. Un'opera fondamentale che tra qualche settimana verrà aperto al traffico in un altro nuovo tratto e che però andrà a compimento nei prossimi anni. L'impatto sarà veramente forte sotto tanti aspetti, sarà un impatto sui trasporti, sui tempi di percorrenza e quindi sull'economia, ma anche sul mercato del lavoro e sullo spostamento delle persone. Il Veneto si configura sempre di più come una zona strategica dove le opere viarie hanno un ruolo fondamentale. Lo è stato il Passante, oggi sarà la Pedemontana Veneta. Oggi siamo molto orgogliosi di aver presentato questo ebook, è una testimonianza che noi vogliamo lasciare su un tratto di strada altrettanto importante per la nostra vita economica delle nostre imprese. Finalmente si apre un secondo tratto, un tratto molto importante per Treviso-Vicenza, ma soprattutto importante per quello che può essere lo sviluppo prossimo. Contiamo adesso di spingere per la realizzazione degli altri tratti affinché questa famosa ormai pedemontana possa essere completata. Questo è l'obiettivo, sono già circa 10 anni che la Confartigianato si impegna su questo tratto, o meglio sugli studi, sulla promozione di questo, quindi ne siamo orgogliosi la prossima settimana di poter partecipare all'inaugurazione, ma soprattutto noi contiamo in tempi brevissimi, ripeto brevissimi, che sia ultimata, e quindi su questo ci daremo da fare. E anche con la Regione, perché in realtà ci sono due capitoli almeno aperti, che sono il governo del territorio, dove ci saranno i nodi di questa superstrada, e anche un tema tariffe, almeno all'inizio, per rendere appetibile almeno a chi ci abita l'utilizzo. Sì, l'utilizzo deve essere dopo applicato in tutti i modi, per cui per quanto riguarda l'aspetto delle tariffe, secondo noi dovrà essere discusso assieme a noi con la Regione, perché effettivamente è chi ci vive dopo che può utilizzare, e diventa anche economico nel momento in cui viene utilizzato, e nel momento in cui viene utilizzato si è un'economia non solo economica ma secondo me anche di qualità della vita, per cui questo sarà un punto fondamentale per noi di dialogo con la Regione. È un'opera fondamentale per tutta l'economia del Veneto, ma non solo, ma direi che ci dà la possibilità di collegarci con l'Europa in maniera importante. Il territorio vicentino è un territorio molto ricco di distretti, abbiamo 4 distretti importantissimi che sono il distretto della Concia, il distretto dell'Orafo, il distretto della ceramica e il distretto della meccanica, molto forte nell'Alto Vicentino. Questi sono comparti che muovono tantissime merci e che la viabilità è un elemento fondamentale per essere competitivi nel mercato. È da anni che chiedevamo questa opera, finalmente siamo addirittura d'arrivo per il completamento e bisogna dar merito alla Regione che ha affrontato un tratto di viabilità fondamentale per quello che è la crescita, lo sviluppo e l'opportunità di crescita economica di tutte quante le aziende che sono collocate in questa area. Ricordo che l'asse collega una pedemontana che parte da quella friulana, passa per quella veneta e va su quella lombarda, dove sono insediate le migliori e maggiori manifatture d'Italia, e queste manifatture sono collegate sia est-ovest, ma devono essere collegate in maniera più forte anche verso il nord, dove ci sono anche i paesi nostri di riferimento, sia nelle filiere sia nei prodotti finiti. Arriva a Montebelluna, chiaramente comincia a collegare anche un territorio. È evidente che questi tratti hanno più una funzione di drenaggio del territorio più di un collegamento, ma io mi auguro che in tempi previsti, quindi a breve, ci sia il tratto da Montebelluna all'innesto del
della A27 e quindi un collegamento anche sovraterritoriale perché favorisce anche i flussi. Dall'altra parte mi pare che anche procedano i lavori verso ovest e quindi credo che nel giro dei tempi previsti, mi pare meno di un anno, ci possa essere tutto il completamento. Allora quest'asse la vedremo funzionare sia sotto l'aspetto locale ma anche sotto l'aspetto di collegamento. Un aspetto importante molto probabilmente è tutta la viabilità ordinaria poi che verte, che poi è proprio di riferimento del Trevisano, quindi si lavorerà anche su quello? Ma bisogna lavorare soprattutto sugli incroci nord-sud perché questa asse ha necessità anche di avere diciamo delle opere di collegamento perché i caselli, soprattutto quelli di una certa importanza e collegati sugli assi diciamo, maggiori, cito per esempio la questione di Castelfranco verso la Valsugana, la questione di Montebelluna verso il Feltrino, perché possono avere innanzitutto una funzione di velocità per le merci, ma ricordo che abbiamo anche le Dolomiti patrimonio dell'UNESCO e quindi il collegamento verso nord sulla parte trevisana va verso la provincia di Belluno e dove evidentemente i flussi turistici hanno la loro importanza e non dimentichiamoci che i tempi saranno anche una discriminante che i cittadini sceglieranno per scegliere la destinazione, perché le code, gli intasamenti, i tempi di percorrenza oggi incidono. Non abbiamo solo turisti di settimana o di 15 giorni, ci sono anche turisti dei ponti, dei fine settimana ed è evidente che se uno dice devo andare in Cadore e faccio 3 ore di coda, sceglie magari di andare dall'altra parte. Quindi sono banalità, ma noi dobbiamo ragionare sui comportamenti semplici come lo faremo noi, perché crediamo di essere persone normali. Quindi là collegamento anche verso nord per la 27 o per il Feltrino porta soprattutto anche questo vantaggio. Ecco, e quindi si completa questa nostra forza del Veneto che ha vocazione manifatturiera, dobbiamo mantenerla perché produce la ricchezza, ma è anche a vocazione turistica e quindi dobbiamo anche cercare di essere competitivi sotto quell'aspetto. Di fatto è un asse che collega da est ad ovest più regioni e l'Italia, sicuramente il Veneto con il Nord Europa, perché dobbiamo considerare che si crea un unico corridoio alto pedemontano da Verona fino a Tarvisio. La seconda questione riguarda come cambia il Veneto. E allora il Veneto che ci troveremo di fronte sarà un Veneto sicuramente più coeso, più vicino, in cui la rete diciamo così, policentrica del territorio si riorganizza, si riordinerà in qualche modo e consentirà anche alle diverse parti, ricordiamo che la fascia pedemontana è una fascia ricchissima di imprese manifatturiere, di poter accedere rapidamente e stare in rete anche con i poli principali della regione dove vi saranno le attività a maggior valore aggiunto e supporto nell'innovazione, ad esempio, nella conoscenza, alle università, ai centri tecnologici, ai Digital Innovation Hub e avanti. E allora è un territorio che diventa più vicino e più organizzato da questo punto di vista, ridefinendo quindi anche il mercato del lavoro, perché avremo di fatto maggiore vicinanza, non fisica ma in termini di tempo, okay? E quindi sarà più facile spostarsi, più veloce, e dall'altro avremo anche una possibilità di rafforzamento qualitativo dei distretti produttivi. Poi non è finita, nel senso che si completa in qualche modo, voi dite, l'infrastruttura orizzontale, bisogna pensare anche a quella verticale e ai nodi che si creano. Assolutamente, la programmazione regionale individuava bene già 50 anni fa non solo la necessità di uno sviluppo, di un completamento della maglia orizzontale, est-ovest, Montecchio Maggiore, Spresiano, Treviso, ma anche la necessità di intervenire sui cosiddetti assi verticali, la parte verticale del pettine, della trama. Allora,
pensiamo al collegamento da Padova verso la Valsugana, da Padova verso Castelfranco, da qui alla Pedemontana. Pensiamo all'asse della Feltrina, da Treviso a Feltre, che collega poi la Pedemontana anche con la Valbelluna. Si tratta di completare l'insieme dell'impianto viario e infrastrutturale. È chiaro poi che ciascuna di queste intersezioni che si verranno a creare, pensiamo al Valdastico con la Pedemontana, pensiamo alla Pedemontana con la 4, pensiamo alla Pedemontana con la Valsugana, con la Statale del Santo, con la Feltrina. Bene, ciascuno di questi sono nodi particolarmente importanti e che andranno ben governati. Ricordiamo infine che la Pedemontana ha 14 caselli, estremamente permeabile, quindi a questo punto di vista qui la necessità di una programmazione territoriale per i grandi insediamenti sarà fondamentale per salvaguardare anche la fruibilità poi turistica, paesaggistica del sistema, in una situazione in cui vediamo, in un contesto in cui è matura sempre più una consapevolezza sul valore degli asset anche territoriali locali.